Via libera da oggi alla mobilità tra regioni e stop alla quarantena anche in Sicilia. Lo stabiliscono appena firmati un decreto ministeriale e un'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci. Il ministro per le infrastrutture, d'intesa con il ministro per la salute, ha provveduto così a regolamentare la mobilità su tutto il territorio nazionale e i controlli sanitari nei porti e negli aeroporti. Con la sua ordinanza Musumeci ha confermato l'apertura della stagione balneare a partire dal prossimo 6 giugno, ha dato disco verde a tutte le attività già autorizzate, ma soprattutto ha posto fine alla quarantena obbligatoria per quanti fanno rientro in Sicilia a partire da oggi, per i quali rimarrà la sorveglianza sanitaria, l'obbligo di avvisare il medico di famiglia in caso di insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Sono alcune delle misure più importanti contenute nell'ordinanza del governatore della Sicilia, che di fatto allenta in maniera significativa le restrizioni prescritte per contenere il Covid-19, senza tralasciare l'importanza dei controlli e della registrazione sui portali dedicati per tutti coloro che fanno rientro nell'isola. Ci uniformiamo così alle direttive nazionali, ha detto il presidente Musumeci, non senza rivendicare la specificità di alcune misure regionali che sono importanti anzitutto per dare serenità a quanti arrivano nell'isola. Il sistema sanitario deve essere il motore della ripartenza, ma abbiamo il compito di infondere sicurezza e serenità ai cittadini senza dimenticare l'epidemia e provando a rimettere in moto le attività produttive e turistiche. In Sicilia quindi via libera agli spostamenti infra- e interregionali. Si accompagna a precise regole che saranno contenute nel progetto Sicilia Sicura, che è stato presentato oggi al Palazzo d'Orleans dal presidente Musumeci con Guido Bertolaso e alla presenza degli assessori Messina, Razza e Turano. Poco prima il governatore ha incontrato nella sala Lessi le associazioni di categoria perché ha chiarito come la regione vuole essere un supporto concreto e non un limite. Vogliamo dare competitività al nostro sistema e sicurezza nei comportamenti collettivi e individuali. L'ordinanza pubblicata oggi inoltre contiene novità per chi lavora in Sicilia e deve muoversi sul territorio nazionale e viceversa. Anche se non è più obbligatoria la quarantena, restano alti i controlli da parte dei dipartimenti di prevenzione e delle ASP locali. Tra le novità anche il via libera per piscine e strutture termali che erogano servizi LEA, livelli essenziali di assistenza. Consentite pure le lezioni pratiche delle autoscuole per il conseguimento delle patenti nautiche. Confermato anche il riavvio delle attività di catering a partire dal prossimo 8 giugno. Ovviamente mancano gli obblighi di osservanza delle misure di contenimento del contagio, come ad esempio la disponibilità della mascherina che ogni cittadino dovrà tenere sempre con sé e usare quando viene meno il distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda i centri commerciali e i supermercati, l'apertura nei giorni festivi sarà regolamentata entro sabato 6 giugno, in base alle indicazioni che le organizzazioni datoriali e sindacali già attivate forniranno al Dipartimento regionale delle attività produttive.